I rottamatori in salsa PDL si chiamano formattatori. I Renzi del Popolo della Libertà dicono basta al berlusconismo, sì invece a facce nuove e giovani. Al partito chiedono, oltre a un cambio dei volti, anche un nuovo dialogo interno, come attraverso l'indizione anche per il Partito delle Libertà di elezioni primarie. Noi invidiamo tantissimo Renzi, ma la stessa Bindi, perché loro hanno un terreno di scontro. Loro, se fanno una battaglia, hanno le primarie in cui con facce, programmi, parlano al loro elettorato. Noi non lo possiamo fare, ma assolutamente chiediamo le primarie, è la prima cosa. E poi chiediamo che in questa fase, in cui abbiamo capito che sta nascendo un soggetto politico nuovo, ci siano delle regole chiare. Ad esempio, è importante che chi ricopre incarichi istituzionali abbia un mestiere, una professione. La nuova corrente riformatrice a Treviso si è radunata nella giornata di ieri in un capannone abbandonato a Marino di Piave. Abbiamo trovato un capannone dismesso, dove prima c'erano 30 famiglie che avevano uno stipendio. Siamo entrati in quel capannone, non abbiamo trovato niente, fuori c'era l'erba alta, forse più di me che sono 1,91 m, quindi quasi abbandonato, e abbiamo detto che quello forse era il luogo opportuno per identificare la nostra battaglia, un posto in cui c'era lavoro, la crisi l'ha portato via. Uno dei tanti, ci tiene a sottolineare l'assessore laziale, segno che la crisi morde anche laddove l'economia parrebbe più solida. E di Renzi, figura carismatica del PD, l'assessore parla come di un innovatore a cui deve essere riconosciuto il merito di aver lanciato l'idea di un rinnovamento della politica. Quello che dico a Renzi è che lui ancora è oggi in tempo per uscire dal PD e fare una cosa nuova. Secondo me potrebbe non vincere le primarie ma vincere le elezioni.